Questo che vedete alle mie spalle è il torrente Cellina, che in passato ha contribuito a cambiare radicalmente la vita degli abitanti di questa regione. Grazie a questo torrente, infatti, è stato possibile illuminare Venezia e dare il via alla costruzione di numerose realtà industriali. Tutto questo fu possibile realizzando uno dei maggiori gioielli dell'ingegneria italiana, la centrale idroelettrica di Malnisio. Prima di addentrarci nella storia che ha consentito la costruzione della centrale, è bene darvi alcuni indispensabili cenni storici precedenti alla costruzione della centrale, per capire come viviamo oggi, ma soprattutto come eravamo allora. Percorreremo il tempo a ritroso, fino ad arrivare alla fine del 1800, quando la Valcellina era in provincia di Udine, sotto lo Stato italiano. La gente di questi luoghi conosce da sempre il torrente Cellina. Prima della costruzione della centrale era indispensabile per la sopravvivenza degli abitanti. Esso infatti era fondamentale per tutte quelle realtà produttive che si sviluppavano lungo il percorso del Cellina. Da Cimolais giungeva alla Brentella e dalla Brentella al Noncello, il quale terminava a Venezia. Lungo questo percorso vi erano molte realtà produttive. La Valcellina era una zona quasi del tutto inaccessibile e poche persone avevano la possibilità di sfruttare il torrente per le proprie realtà produttive, come mulini, segherie, botteghe per la lavorazione del ferro, del carbone ed altre ancora. Gli abitanti di questi luoghi erano costretti a sopravvivere con le poche risorse che il territorio offriva loro. Laddove era possibile, si viveva coltivando dei piccoli orti oppure allevando animali. Ecco, siamo tra fine 800 e inizi 900, è un momento in cui l'economia della montagna e anche della montagna valcellinese è basata soprattutto sullo sfruttamento del bosco, sull'allevamento e, risorsa importante, l'emigrazione. L'emigrazione che consente di acquisire delle risorse, del denaro all'esterno da reimpiegare poi in valle. L'acqua viene utilizzata, l'acqua del Cellina, viene utilizzata in particolare, oltre che per muovere le ruote dei battiferri, delle segherie e dei mulini, per la fluidazione del legname, cioè il trasporto libero, fluidazione libera, trasporto libero del legname tagliato nei boschi dell'Alta Valcellina, avviato, accompagnato dagli addetti alla menada lungo tutto il percorso, tirato a riva verso le segherie lungo il tragitto, ad esempio Porto Pinedo, ad esempio Portuzzi di Barcis o Porto del Giulio di Maniago Libero. Da sotto Montereale, lungo un canale, Canale San Marco, che era stato scavato a metà del 1400 dai conti di Maniago, viene avviato verso Venezia, in particolare per essere impiegato nelle vetrerie di Murano, che hanno grossa necessità di legname. Ecco, altri usi dell'acqua non ce n'erano, per cui la costruzione della centrale idroelettrica di Malnisio introduce una novità nell'utilizzo dell'energia e dell'acqua, che viene trasformata in energia elettrica.
Per secoli, tranquillità e pace hanno scandito i ritmi delle persone di questi luoghi, qualsiasi fosse il loro passato. Ma alla fine del 1800 questa condizione di tranquillità e pace stride con un mondo che qui sembra lontano, un mondo in piena espansione industriale. Uno sviluppo così repentino richiedeva un grosso quantitativo di energia. Da qualche anno era partita una corsa contro il tempo per cercare di produrre energia in modo semplice, rapido e sicuro. All'epoca le alternative non erano molte. Si doveva sfruttare al massimo le risorse naturali. Nella maggior parte dei casi l'elemento fondamentale era l'acqua. Molti si domanderanno cosa fu a cambiare radicalmente la vita di questi luoghi. Ebbene, pensate che a cambiare questi e molti altri luoghi in Italia fu una legge, emanata alla fine del 1800. Lo Stato italiano emanò una legge nella quale si dichiarava che tutti i comuni d'Italia dovevano essere intercomunicanti tra loro per mezzo di strade abbastanza larghe da consentire l'uso delle carrozze. Una legge che, di fatto, rivoluzionò la vita di migliaia di persone. Spostarsi da un luogo all'altro e trasportare materiale cambiò radicalmente. Lo Stato italiano incaricò l'ingegner Aristide Zenari, responsabile del Regio Ufficio del Genio Civile, a compiere dei sopralluoghi nella Valcellina, con l'intento di costruire le strade che collegassero i paesi della Valcellina alla pianura. L'ingegner Aristide Zenari a quel tempo era molto giovane, ma con una già maturata esperienza in campo di ingegneria civile e per questo ricopriva un ruolo di primo piano. Certo, l'idea di costruire una centrale idroelettrica in Valcellina era lontana dalla mente dell'ingegner Zenari, ma il destino già muoveva una sua fondamentale pedina fino a questo luogo. L'ingegner Zenari, giunto nella Valcellina, iniziò a compiere i primi sopralluoghi del territorio. Doveva stabilire quali fossero i punti giusti per costruire la strada di collegamento alla pianura. Possiamo immaginare quanto tempo impiegò per tracciare una bozza di progetto che si reputasse interessante. Di una cosa siamo certi: si rese subito conto che l'impresa non era semplice. Il territorio era costellato da strapiombi, boschi e luoghi quasi inaccessibili. Una zona che per il progetto da realizzare avrebbe richiesto un enorme utilizzo di uomini e mezzi. Complice una mente lungimirante, proiettata nel futuro, e una tenacia ineguagliabile, da subito la Valcellina ispirò l'ingegner Zenari ad un altro imponente progetto: utilizzare la forza del torrente Cellina per creare energia elettrica e nel contempo costruire una strada carrozzabile. La prima centrale idroelettrica risaliva a pochi anni prima, nel 1885, e fu costruita a Tivoli. Zenari aveva visto la seconda centrale idroelettrica, costruita a Trezzo d'Adda. A differenza di quello che voleva realizzare Zenari, sia la centrale di Tivoli che quella di Trezzo d'Adda erogavano energia elettrica servendo solo le industrie nelle immediate vicinanze, ma il progetto di Zenari era ben più ambizioso per l'epoca. Il suo obiettivo era quello di costruire la centrale a Malnisio, per poi trasportare l'energia elettrica fino a Venezia. 87 chilometri di linea elettrica, a quell'epoca impensabile. Un progetto così complesso destò molti dubbi, non solo sulla possibilità di realizzare materialmente l'opera considerata la più grande d'Europa, ma anche sulla convenienza dell'investimento. Nel gennaio 1897 a Pordenone venne costituita la Società per l'utilizzo delle risorse idriche del torrente Cellina, che per prima promosse tutto il progetto. Il progetto prevedeva la realizzazione di 3 centrali idroelettriche: Malnisio, Giais e Partidor. Purtroppo, dopo breve tempo, ci si rese conto della difficoltà a reperire le risorse finanziarie per completare l'opera e nel 1900 la concessione venne ceduta ad un'altra società che da poco si era costituita. La Società Italiana per l'utilizzazione delle forze idriche del Veneto,
o comunemente chiamata Società Cellina. I lavori per realizzare l'opera iniziarono nel marzo dello stesso anno per la parte idraulica e civile sotto la direzione dell'ingegner Aristide Zenari, mentre l'ingegner Antonio Pitter si occupò di tutta la parte elettromeccanica. Per 5 anni più di 2000 operai tra minatori, scalpellini, muratori, carpentieri, scarriolanti e donne portatrici lavorarono per la realizzazione dell'opera. Dalla diga vecchia fino alla centrale idroelettrica di Malnisio furono scavati circa 600.000 metri cubi di roccia. Il materiale residuo degli scavi fu in parte lavorato e riutilizzato nella costruzione, mentre il restante, dopo essere stato frantumato, venne gettato nelle scarpate vicino ai cantieri. Per la stragrande maggioranza vennero assunte persone di questi luoghi, contribuendo in questo modo ad elevarne il tenore di vita. Ecco, la costruzione di un'opera così colossale e così complessa richiede l'utilizzo di competenze diverse, competenze di tecnici, competenze di operai, competenze anche di donne che si occupano di fare le portatrici e di portare magari anche il mangiare sui cantieri. Diversi sono anche gli strumenti di lavoro. Diversa è la fatica fisica, il tipo di fatica impiegato. I tecnici utilizzano gli strumenti dell'epoca per le rilevazioni e le misurazioni. Gli operai sono in genere scalpellini che devono lavorare la roccia calcarea dalla Valcellina, forare la galleria che condurrà l'acqua dal Cellina alla centrale di Malnisio. Si riconoscono nelle foto d'epoca anche dall'abbigliamento. Gli operai sono vestiti sempre con i soliti calzoni lunghi, il gilet e la camicia a maniche lunghe. I tecnici in genere hanno camicia col colletto, stivali a mezza gamba e qualcuno anche magari di passaggio o in visita anche la farfallina. Molti di voi si chiederanno che fine fecero le numerose attività artigianali situate lungo il torrente Cellina. Purtroppo la maggior parte di queste, con il passare del tempo, cessarono l'attività. L'evoluzione di un'era attraverso il progresso a volte comporta anche scelte radicali e sofferte, anche non condivisibili, come quella di chiudere delle attività che spesso si tramandavano di padre in figlio, generazione dopo generazione. Quello che realizzò l'ingegner Zenari era qualcosa di più di un progetto per creare energia elettrica. Fu una vera e propria rivoluzione culturale e di pensiero. Se da una parte il progetto di Zenari estinse la maggior parte di realtà produttive lungo il torrente Cellina, dall'altra diede la possibilità di realizzare una moltitudine ancora maggiore di realtà industriali, come ad esempio il polo industriale di Marghera. E così ebbe inizio l'era delle migrazioni di massa, dalle campagne alle città.
Fino ad ora abbiamo parlato di come è nato il progetto per lo sfruttamento delle acque del torrente Cellina, che qui vedremo realizzato nella centrale, giunta a noi pressoché intatta. Ora vedremo l'aspetto tecnico, seguiremo il percorso dell'acqua fino ad arrivare al primo giro di turbina, trasformando la forza del torrente Cellina in energia elettrica. Siamo agli inizi del 1900 e questa per l'epoca era la massima espressione tecnologica che l'uomo potesse realizzare. Un progetto avveniristico che molti avevano reputato impossibile anche solo da immaginare. Noi invece oggi siamo qui e poggiamo i nostri piedi sulle sue solide fondamenta. L'acqua, l'elemento naturale indispensabile per far funzionare una centrale idroelettrica. La centrale di Malnisio si serviva del torrente Cellina, che nasce dal monte Gialina ad un'altitudine di circa 1600 metri. Il torrente Cellina era adatto per questo scopo, non solo per la forza che esso sprigiona, ma anche perché in qualsiasi periodo dell'anno poteva garantire sempre una discreta quantità d'acqua, sufficiente per il funzionamento delle turbine anche nei periodi in cui le scarse precipitazioni abbassavano di molto le portate del torrente. Ci troviamo nella località Diga Vecchia. In questo luogo la mano dell'uomo risultò fondamentale. Infatti l'ingegner Zenari fece costruire questo sbarramento alto 18 metri per prelevare l'acqua necessaria al funzionamento della centrale. L'acqua poi veniva convogliata attraverso dei canali appositamente costruiti, fino ad arrivare alla galleria di 1080 metri per attraversare la montagna. Ci troviamo all'interno della galleria che attraversava la montagna. Ad accompagnarci il signor Giorgio Fanna, presidente dell'Associazione Amici della Centrale. Signor Giorgio, una galleria interamente scavata a mano. Sì, una galleria che è la continuazione del canale che parte a quota 320 metri sul livello del mare, alla Diga Vecchia precisamente, e scende lungo la sponda destra del torrente. Arriva in località Monciaduda e attraversa la montagna. Questo canale, in sponda destra del torrente, ha dato la possibilità di collegare la Valcellina con la pianura, costruendo sopra lo stesso canale una strada. Eravamo, ed è stato per la prima volta che la Valcellina ha avuto sbocco, nel 1900, quindi oltre 100 anni fa. Questo canale poi porterà l'acqua a altre opere che hanno avuto un impegno di oltre 2000 persone. Possiamo solo immaginare la fatica e le difficoltà delle persone che hanno lavorato per scavare questa galleria. Oggi opere come questa sono realizzate con macchinari sofisticati, in grado di compiere il lavoro di molte persone. In alto a questa struttura a gradoni c'è lo sfioratore, con il compito di scaricare l'acqua accumulata in eccesso dal canale adduttore, mentre i gradoni alle mie spalle servivano a contenere l'irruenza dell'acqua, rilasciandola dolcemente sul canale di scarico. Signor Giorgio, un canale lungo 8 km per trasportare l'acqua del torrente Cellina fino a questa vasca sopra la centrale.
una vasca da 6.000 metri cubi d'acqua. Qual era la sua funzione? Si tratta in pratica di un allargamento della sezione del canale di derivazione per creare una riserva d'acqua a disposizione che possa far sì di assorbire, qualora c'è un repentino inserimento delle macchine, il maggior prelievo. Inoltre la vasca ha nel suo insieme altre apparecchiature e altri congegni utili per il suo funzionamento. Ad esempio, vediamo a monte la paratoia principale di intercettazione che interveniva qualora ci fossero dei guasti gravi e quindi interrompeva immediatamente il deflusso delle acque. Poi qui sotto vediamo la canalina di esaurimento che aveva il compito di far defluire l'acqua contenuta all'interno della vasca per la normale manutenzione o per qualsiasi altri tipi di intervento. Qui vicino abbiamo in questa apparecchiatura il galleggiante che segnalava alla sala quadri il livello dell'acqua che noi abbiamo qua in vasca di carico e quindi l'operatore in centrale era sempre a conoscenza di quanta acqua c'era qua a disposizione. Altra cosa era la griglia. Il suo scopo principale era di impedire l'accesso in condotta forzata di qualsiasi tipo di detriti. Poi di fronte qua vedi c'è questa struttura, serve a sorreggere le paratoie che intercettano ogni singola condotta forzata e quindi a paratoia chiusa normale funzionamento, ma in qualsiasi altro caso tu potevi chiudere o aprire a secondo le varie necessità. Un'opera imponente, realizzata interamente a mano. Ma ora scendiamo nella centrale idroelettrica. Da questo punto le condotte forzate sono ben visibili. In pratica dei lunghi tubi in acciaio che partono dalla vasca di carico e terminano sotto le turbine all'interno della centrale. Un salto di circa 50 metri, che imprimeva all'acqua la forza necessaria per produrre energia. Nel luglio del 1900, Antonio Pitter venne assunto dalla società Cellina come direttore per la costruzione della parte elettromeccanica della centrale di Malnisio. Nel 1904 fu nominato direttore tecnico della società e nel 1906 direttore generale con competenza anche per la parte costruttiva degli impianti idraulici. In quegli anni lavorò a stretto contatto con quel gruppo di imprenditori e capitalisti veneziani che finanziarono l'imponente progetto del Cellina. Tutto ciò gli permise di completare la centrale di Malnisio in soli 5 anni di lavoro. È davvero emozionante camminare lungo il corridoio della sala macchine. Era infatti qui che per una combinazione di elementi nasceva l'energia elettrica, un vero e proprio punto nevralgico di tutto il progetto, il cuore della centrale idroelettrica, racchiuso nelle 4 turbine idrauliche. Queste che vediamo sono le turbine modello Francis. Con noi il signor Basso, responsabile della manutenzione del cuore della centrale di Malnisio. Signor Basso, come funzionano queste turbine? Dunque, l'acqua arriva dalle condotte forzate e attraverso un gomito sale fino a una valvola di intercettazione che si chiama valvola farfalla. Qui vediamo l'organo che la manovra, che è un riduttore. L'acqua prosegue e entra in una camera a spirale che dalla sua forma si chiama anche chiocciola. All'interno di questa spirale troviamo un distributore. Il distributore ha il compito di trasformare l'energia, di indirizzare l'acqua a una ruota che è l'organo principale di quella macchina, si chiama girante. Avviene quindi la seconda fase di trasformazione dell'energia, da potenziale in energia cinetica. L'energia cinetica colpisce la ruota, gli imprime con forza la rotazione e avviene la seconda
trasformazione da energia cinetica in energia meccanica. L'acqua quindi deve uscire da questa ruota dopo aver fatto la messa in rotazione e attraverso dei condotti troncoconici hanno quindi il compito di aspirare e recuperare l'energia che altrimenti andrebbe persa. Da qui si chiama grado di reazione. Il grado di reazione quindi classifica le turbine in due grandi gruppi, turbine ad azione e turbine a reazione. Quella che qui vediamo è una turbina a reazione modello Francis. Altro organo importante di questa macchina è il regolatore di velocità, il quale per mezzo di un servomotore agisce sul distributore permettendo di mantenere la velocità costante della girante, la quale è fissata ad un albero motore che a sua volta è sorretto da 4 cuscinetti. Questo che qua vediamo aperto è uno dei 4 cuscinetti che abbiamo menzionato prima. È costituito da una particolare lega metallica e da anelli che per adesione hanno il compito di trasportare l'olio per lubrificare l'albero. La potenza della girante viene trasmessa attraverso quest'albero al generatore. Abbiamo appena visto come la potenza dell'acqua veniva trasformata in energia meccanica attraverso una turbina modello Francis. Ora con il signor Zavagno vedremo come questa energia meccanica veniva trasformata in energia elettrica. Siamo con il signor Zavagno, uno dei turnisti che lavorò alla centrale quando era ancora in funzione. Quello che vediamo alle nostre spalle è l'alternatore. Signor Zavagno, come può un macchinario così enorme trasformare l'energia meccanica in energia elettrica? Innanzitutto bisogna cercare di capire che cos'è un alternatore. Tu qui sei in presenza di un alternatore sincrono trifase formato da una parte mobile detta rotore che viene trascinata dalla turbina, mentre dalla parte fissa detta statore. Il rotore è formato da delle bobine in rame alimentate in corrente continua, le quali mi creano un campo magnetico rotante che va a concatenarsi con le bobine dello statore, creandomi una tensione in uscita di 5.000 volt. Per gestire un cuore così importante, all'epoca si costruì un cervello all'altezza della situazione, che qui vedremo rappresentato nella sala di controllo, dove passato e presente si unirono attraverso i cavi elettrici. Da qui era possibile controllare e gestire tutte le fasi della produzione dell'energia elettrica. Ma ora con il signor Giuseppe Cortella, responsabile del quadro comando, ne capiremo il funzionamento. Ci troviamo davanti al banco di comando che comprende gli stalli dei 4 gruppi contraddistinti con una lettera. Altri 2 stalli sono relativi all'eccitatrice, che è una macchina molto importante, anzi è la prima che si mette in moto perché produce corrente continua che andrà ad alimentarmi un sistema di barre sotto dalle quali ogni singolo alternatore trae la corrente necessaria per il proprio campo magnetico. Questo è l'interruttore che una volta chiuso, facendo un giro di 180 gradi, alimenta il sistema di sbarre. Qua troveremo dei valori di ampere e di eccitazione e la tensione dell'eccitatrice stessa. Una volta alimentata il sistema di sbarre, provvederemo a mettere in moto i gruppi una volta naturalmente. Chiuderemo l'interruttore di campo e con lo stesso
regoleremo l'afflusso della corrente di eccitazione che troveremo indicati in questo strumento. Di fronte troviamo altri strumenti che ci indicano la tensione dell'alternatore, gli ampere dell'alternatore stesso e quindi un kilowattmetro che ci indica la produzione che viene immessa nella rete nazionale. Con il reostato regolo i valori di tensione e di frequenza della macchina per equipararli ai valori della linea. Una volta raggiunto questo scopo mi permette di chiudere l'interruttore e immettere la produzione nella linea pubblica. In questo cuore tecnologico della centrale, le macchine racchiudono quasi 100 anni di sviluppo industriale del nord-est Italia. Oltre a questi macchinari, un contributo fondamentale lo hanno dato anche gli operai che vi lavoravano. Nel corso degli anni, le vite di centinaia di persone sono state scandite dai ritmi della centrale. Al suo interno, infatti, la centrale racchiudeva una vera e propria comunità, fatta di uomini pronti ad intervenire per ogni tipo di emergenza. C'erano falegnami, meccanici, muratori, elettricisti, tutti con compiti ben prestabiliti. E di cose da fare all'interno della centrale ce n'erano molte, come emerge dai registri compilati dagli operai fin dai primi anni di funzionamento della centrale. Dalle piccole manutenzioni ai grandi interventi, lavorando in qualche caso al limite della sicurezza. Al suo interno non mancava nulla. A disposizione del personale c'erano alloggi, un refettorio ed una zona ricreativa. Nel 1970 i dipendenti erano circa 120. In seguito l'organico si ridusse a poco, in quanto molti lavori vennero automatizzati. Nel 1988, dopo aver prodotto 46 milioni di kilowattora annui, la centrale fermò definitivamente le sue turbine. L'acqua venne utilizzata per altri progetti fondamentali del territorio, garantendo l'irrigazione totale della pianura e sfruttandola anche per usi civili. Inoltre si costruirono nuove centrali, raddoppiando la produzione di energia elettrica. Ultimo non meno importante progetto per il torrente Cellina fu il controllo delle piene. L'ingegnere Antonio Pitter è stato mio prozio e quindi io vi posso parlare di lui anche grazie a ricordi che di lui si sono tramandati nell'ambito della famiglia. Lui fu uno dei protagonisti di quel mondo dell'elettricità che alla fine dell'Ottocento appariva il settore di punta dell'industria e della tecnologia e che appariva anche come il mondo del futuro, in quanto dall'elettricità tutti si attendevano grandi progressi sul piano economico ma anche sul piano civile, perché sarebbe migliorata la vita delle persone. Era nato a Pordenone, nella frazione di Rorai Grande, nel 1867. Fece gli studi, si laureò al Politecnico di Milano nel 1889 e poi trovò lavoro presso la Società per le Strade Ferrate Meridionali, società che stava realizzando il collegamento ferroviario lungo l'Adriatico tra il nord Italia e la Puglia, attuando così di fatto quell'unificazione dell'Italia che era stata realizzata qualche decennio prima sul piano politico. Lasciò questo lavoro nel 1900 perché si era aperta una nuova prospettiva per lui, proprio nella sua terra d'origine, cioè la partecipazione al grande impianto del Cellina. E quindi venne assunto dalla società che svolgeva questa attività e che venne chiamata poi sempre la società Cellina. Venne assunto come direttore per la parte elettrotecnica, mentre per la parte idraulica venne assunto l'ingegner Aristide Zenari, il quale era cognato dell'ingegnere Antonio Pitter perché aveva sposato una sorella. Essi quindi furono i due tecnici principali, nella realizzazione di questo impianto. Accanto ad essi vanno però ricordati moltissimi, centinaia, forse migliaia di operai che collaborarono in questa iniziativa e di cui costituisce una bella testimonianza quella grande fotografia che è stata tramandata, che li raffigura tutti sulle scalinate dei salti d'acqua dietro la centrale.
L'iniziativa, per il vero, fu realizzata anche grazie poi all'apporto di capitali, che non furono dati dalla piccola Pordenone del tempo, ma prevalentemente da alcuni capitalisti veneziani, tra i quali io ricordo la figura del conte Niccolò Papadopoli, grande finanziere proprietario terriero, che aveva dei rapporti con Pordenone, che Pordenone era stato eletto anche deputato. Ricordo Giuseppe Volpi, che allora era agli inizi della sua carriera, poi diventerà governatore della Tripolitania e anche ministro della Finanza e presidente della SADE, e che allora stava conducendo delle iniziative di carattere economico nella penisola balcanica. Terminato l'impianto del Cellina, l'ingegnere Antonio Pitter fu nominato direttore generale della società, pose la sua residenza a Venezia, dove aveva l'ufficio, e curò anche la progettazione e la realizzazione di altri impianti. E fra questi io ne ricordo uno, quello che fu il lavoro più importante cui si dedicò per molti anni, cioè l'impianto idroelettrico di Santa Croce o del Fadalto, che fu uno dei più grandi impianti d'Italia, il maggiore nel Triveneto, e che si impose all'ammirazione di tutti anche per la genialità delle concezioni tecniche che ne stavano alla base. Questo impianto fu iniziato prima della Prima Guerra Mondiale, terminato negli anni 20. E come ho detto, l'ingegner Pitter viveva a Venezia, lì a Venezia anche ottenne molti riconoscimenti, ottenne cariche nel Comune di Venezia e nella Camera di Commercio, venne ammesso all'Ateneo Veneto, l'antica accademia di origine napoleonica, e ottenne riconoscimenti anche fuori, delle cariche a livello nazionale nell'Associazione Elettrotecnica Italiana, e fu ammesso anche al Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma, al CNR. L'ingegnere Antonio Pitter morì nel 1936 a Venezia. A riconoscimento dei suoi meriti fu a lui intitolata 2 anni dopo la centrale idroelettrica di Malnisio, dove una lapide ricorda appunto i suoi meriti e testimonia l'affettuosa riconoscenza, è detto testualmente, delle persone che avevano lavorato con lui e che lo avevano conosciuto. Poi nello stesso anno la SADE pubblicò un opuscolo, ma abbastanza corposo, fece una pubblicazione intitolata per ricordare ai giovani l'ingegnere Antonio Pitter e la sua opera, e la distribuì a tutti i dipendenti della società. Da ultimo, nel 1991, il comune di Pordenone ha intitolato a lui una strada nella frazione di Rorai Grande, frazione dove lui aveva e mantenne sempre fino alla morte la sua casa che aveva ereditato dal padre. In un ambiente come il nostro, gli aneddoti o i fatti accaduti sarebbero tanti. L'ambiente è sempre stata una famiglia, e quindi ci si è sempre dati un modo di vivere nel quale ci si anche aiutava vicendevolmente. Io però ho un ricordo particolare che risale ai primi giorni in cui ho preso servizio qui in centrale a Malnisio. Io provenivo dalla Carnia, ero stato assunto nel 67 e arrivai qua nell'autunno del 1970. Come a tutti i neo addetti, mi dissero: vai, incomincia a imparare su al quadro. Non ricordo se era il secondo o terzo giorno che era il quadro. Al mattino, verso le 9, 9 e mezza, arriva una telefonata dalla vasca di carico, il quale il guardiano dice: venite su perché c'è un bambino nell'acqua. Io mi precipitai di corsa nei sotterranei dove c'era il magazzino, raccolsi 2 coperte, le misi sotto il braccio e partii a tutta velocità e mi feci tutta la salita per arrivare fin su alla vasca. Ricordo che, nonostante l'età, allora avevo 25 anni, quando arrivai sotto la vasca stramazzai completamente sui gradini per terra, e il guardiano da sopra mi fece cenno: vai un po' più calmo, no? Comunque mi ripresi,
andai sopra e vidi che c'era una persona proprio attaccata alla griglia che antepone l'accesso alle condotte forzate. Questa persona era svenuta, aveva il capo reclinato. Comunque prendemmo 2 rastrelli e lo tirammo su. A questo punto arrivarono altri miei colleghi, io mi misi da parte perché non ce la facevo proprio più e sta persona fu spogliata e incominciarono a massaggiarlo. Perché? Perché l'acqua, anche nel periodo estivo, ha sempre una temperatura molto bassa, dell'ordine di 10-12 gradi, per cui questa persona non si sa da quanto tempo era dentro in acqua ed era blu. Comunque si sentiva, avevamo tastato il collo e quindi c'era ancora pulsazioni. Sta di fatto che dopo un po' questa persona fu messa su una scala per cercare di portarla giù dove c'era già arrivata, tra l'altro mi ricordo, l'ambulanza, no? Per portarlo in ospedale. Quando lo misero sulla scala, questa persona aveva il capo reclinato all'indietro, per cui qualcuno disse: vedi di aprirgli la bocca, di prendergli la lingua, di modo che la lingua non lo soffochi. Mi ricordo la persona, Mario Costa, che oggi non c'è più, lo prese per il collo, ma strinse talmente forte il collo che la persona, quest'uomo, emise un verso terribile, no? E qualcuno poi aggiunse: non stringere così forte perché se non è morto lo ammazzi in questo modo, non lo ammazzi tu. Sta di fatto che la cosa comunque andò a buon fine, la persona fu portata in ospedale, si salvò e quindi la cosa, diciamo, al di là di come si sono poi svolti i fatti, è andata a buon fine e quindi diciamo che la possiamo anche raccontare con un pizzico di ironia o di hilarità. Ecco, questa, diciamo, è stato il mio secondo o terzo giorno di lavoro qua alla centrale di Valnisio. Poi ce ne sono stati molti altri che io ricordo con piacere e con soddisfazione. Io sono stato assunto nel 61, ero ancora Sade, venni qui come recapito a Malnisio e affidato già dal primo giorno all'insegnamento dei capiturno, come aiutante naturalmente, perché c'era una rotazione che l'aiutante, previo insegnamenti ricevuti, subentrava prima come sostituto all'aiutante, dopodiché, secondo le nozioni acquisite, subentrava anche come sostituto al capoturno. In questa occasione dell'aneddoto che andrò a raccontare, io ero un neo aiutante e svolgevo le normali attitudini che prevedevano il giro dell'impianto ogni 2 ore circa, quale fosse il turno, mattina, pomeriggio, notturno. Ogni 2 ore si faceva il turno per controllare che la pompa dell'olio facesse il suo compito, cioè facesse girare l'olio dei trasformatori in un cilindro per il raffreddamento, dopodiché i vari livelli d'olio degli interruttori, e una sera mi avviai per il primo, non so se fosse stato il primo o il secondo giro, provvisto di una pila miserina, diciamo, e ho cominciato il giro sotto, ho controllato la pompa, tutto bene, con la mano tastavo i cuscinetti e mi avviavo verso il corridoio da dove escono
i cavi di ogni alternatore, la terna dei cavi, e quando dal fondo vedo uno appeso che dondolava lentamente. Mi sono cadute le braccia. Comunque ho respirato fondo, mi sono fatto forza e con quella lanternina, con quella lucetta lì, mi sono avvicinato e sull'altro respiro profondo mi sono accorto che era una tuta appesa ad asciugare, gonfia dell'aria calda che buttava fuori l'alternatore, ma ancora non mi rendevo conto il perché di quella tuta appesa. Cos'è successo? Poi abbiamo chiarito assieme al mio diretto superiore, il quale mi ha spiegato che il turbinista sotto si era bloccato la circolazione dell'acqua refrigerante dei supporti alternatori che attinge l'acqua dalla condotta direttamente dallo scarico delle condotte forzate. Questa condotta era otturata e questo qua con un tondino aveva aperto il rubinetto ad hoc e con un tondino è andato a forzare l'incastro che si era messo per far sì che l'acqua non passasse. Una volta aperta, sbloccato questo, l'acqua gli è capitata addosso e quindi si è inzuppato tutto, ha tolta la tuta e l'ha messa ad appendere, così che quella lavata là, sì, a lui è costata diciamo così, l'ha preso la tuta, ma io ho preso un spavento da non poco e non è finito così, perché allora salendo, chiarito l'equivoco, salendo le scale per venire su, ritornare al mio posto di lavoro, ti sento una voce gutturale, proprio sembrava venisse dall'oltretomba, tu là basto. Già mi tremavano le gambe dallo spavento di prima. Questa qua direi che, non so, mi ha azzerato di colpo. E anche là, non so, quella notte penso di aver meritato una medaglia. Era il guardiano che faceva anche lui il suo giro al buio, per cui sono arrivati alle 6 alla mattina e sono andato a dormire quasi, non mi addormentavo neanche al ricordo dello spavento, dei due spaventi che mi sono preso quella notte. È anche bello da raccontare, ma viverla in quei momenti là proprio la sconsiglierei a chiunque. Mi ricordo ancora il giorno in cui sono stato assunto nel 1974. In quegli anni il personale veniva assunto come operaio base e dopo veniva mandato nei vari impianti a fare addestramento, prima il turno e dopo veniva aggregato alle officine, alle manutenzioni. Io ho iniziato a Malnisio un periodo affiancato ai turnisti. A Giai su un piccolo periodo, il periodo più lungo però che mi ricordo è il periodo del partitore, perché era un avvicendamento, c'era del personale che andava in pensione in quel periodo. E quindi ho fatto un diverso periodo di addestramento su quel posto, come turbinista in particolar modo, come aiuto quadrista e alla fine come quadrista. Però quello che mi ricordo veramente è l'addestramento che veniva fatto non veniva indicato precisamente quello che si doveva fare, veniva detto a piccoli tratti eccetera e ti lasciavano anche a imparare sul campo. Io ero appassionato di meccanica e mi entrava bene così, ma però quei piccoli trucchi che conoscevano i vecchi se li tenevano come una cosa preziosissima. E difatti mi è capitato proprio una cosa singolare. Un giorno mi avevano accennato che il pozzo piezometrico del partitore poteva sfiorare quando c'era venuto tempo.
però nessuno mi aveva detto che poteva sfiorare anche se c'era bel tempo, bastava che le macchine fossero a pieno carico e che succedesse. E allora mi hanno mandato a imparare a pulire i filtri sotto la base del pozzo. E allora io allento i dadi, eccetera, le macchine erano in servizio perché c'erano doppi filtri, si poteva stare in servizio tranquillamente. Quindi cosa succede? Che con un cambio di trasformatore i due gruppi vanno in blocco e la macchina comincia a sfiorare, si sente un rumore assordante e girando la testa si vede, ho visto l'acqua che esce dal pozzo, ma molta. E mi sono tirato a ridosso del pozzo perché è fatto come un bicchiere, mi sono tirato con le spalle sul pozzo proprio e l'acqua mi scorreva davanti ed era interminabile, sarà durata 40 secondi, non di più, ma quei 40 secondi ti mancava il fiato e ti sembrava un'eternità. E quindi tutta quell'esperienza, dopo lei la sapevamo che era così, però visto che non era pericoloso, sai, mi hanno detto che si può fare. Però sono andato a casa che ero ancora sudato di freddo e dopo quella lezione me la ricordo benissimo e sono stato un po' più accorto, attento a chiedere quali sono i trucchetti, eccetera. Dopo con l'esperienza non c'è più problema perché dopo ci impara di tutto. Era quasi uno scherzo che mi hanno fatto, però sapendo che non era pericoloso, ecco, diciamo. Dopo altri aneddoti o situazioni del genere non ti vengono, però mi ricordo che nei turni di notte c'era anche delle cose divertenti. Per esempio c'era un postino di quella zona che quando viaggiava di notte viaggiava con una motoretta così ed era imbardato così, faceva spavento. E c'erano gli abitanti del posto che lo conoscevano, ma chi arrivava nuovo sul posto, perché c'erano anche altri apprendisti dopo che c'ero io, ne assumevano molte persone in quel periodo, e c'era gente che prendeva addirittura paura. E questo è riferito al contorno della parte lavorativa, diciamo. Invece sul lavoro vero e proprio mi ricordo belle cose, quello sì. Spirito di collaborazione, tutti quanti erano come una grande squadra perché tutti ci si aiutava nel momento del bisogno, tutti remavano a favore e dopo magari ci si rilassava un po', però non era come in fabbrica, era bello, ti affezionavi a quel tipo di lavoro. Questi sono i ricordi che si sono succeduti anche dopo sugli altri impianti e anche procedendo con la carriera, insomma, ecco. Mi sono sempre accorto di questa situazione favorevole. Io sono stato assunto nel 1970 proveniente da Marghera, nel petrolchimico. All'inizio sono rimasto un pochino scioccato dall'ambiente, in quanto prendevo all'incirca un terzo di quello, no, non un terzo, 3/4 di quello che prendevo a Marghera e quasi quasi volevo andarmene dall'Enel. Invece tra gli amici e i familiari mi hanno convinto a rimanere. Diciamo che io ho cominciato la mia vita facendo il guardiano, che sarebbe il livello praticamente più basso di tutta quanta la gerarchia che c'era diciamo nell'Enel. Dopodiché mi hanno mandato, in quanto un mio collega aveva fatto male, a sostituire un turbinista. Dopodiché sono diventato turbinista, a sua volta sono diventato dopo quadrista e ho fatto praticamente, diciamo, una piccola carriera familiare nell'ambito dell'ente. Di conseguenza, avendo girato tutti i reparti, diciamo, me ne sono successe un pochino di tutti i colori. Per esempio, da guardiano, se vogliamo parlare, attualmente ci sono delle regole che uno, finito il suo lavoro, può andare dove vuole e nessuno può dirgli niente. Ai miei tempi invece, se uno mancava nell'ambito di lavoro ma di qualche chilometro in più, veniva ripreso, cose che attualmente se uno le racconta non viene creduto. Diciamo,
Facendo parte della squadra civile idraulica, il nostro compito era di controllare per esempio le condotte. Le condotte erano dei tubi sottoterra larghi 4 metri e lunghi 4-5 chilometri. Al che quando entravi avevi sempre patema d'animo, perché sentivi i rumori e tutte le voci che rimbalzavano all'interno e ritornava l'eco. Sentivi dei rumori dell'acqua che ti sembrava che da un momento all'altro ti investisse. Dopo un po' alla volta facevi l'abitudine e non ci parlavi più. È come andare anche in cima ai pozzi piezometrici, le prime volte era grave arrivarci in cima perché erano alti una 50 di metri, dal basso sembrava andare su come niente, invece qualcosa di apprensione nel tuo animo c'era. Dopo un po' alla volta, come tutto, fai l'abitudine e di conseguenza vai su come niente. Se vogliamo raccontare altri aneddoti, diciamo che l'Enel era una grande famiglia. Tutti cercavano di fare il bene dell'Enel. L'operaio, quando succedeva un guasto, veniva chiamato anche di notte per ripararlo. Attualmente invece si mettono a ridere, ma il guasto non se ne fregano, lo aggiustano anche dopo un mese, perché devono fare l'appalto, perché il personale dell'Enel non tocca più niente e devono le ditte fare le gare, di conseguenza i guasti si prolungano nel tempo a dismisura. Io arrivai a Malnisio dalla Carnia nell'autunno del 1970. Allora c'erano qui circa un centinaio di dipendenti che gestivano tutta l'asta del Cellina. In quegli anni fu programmata da parte del consorzio di bonifica Cellina Meduna lo sbarramento della diga di Ravedis, con lo scopo di utilizzare al meglio le risorse idriche del fiume stesso. In conseguenza a questo fatto, l'allora Enel programmò di realizzare nuovi impianti per lo sfruttamento della produzione di energia elettrica lungo il corso del torrente stesso, vale a dire costruendo nuove centrali, quali centrale di Ponte Giulio, di San Leonardo, San Foca, Villarinaldi e per arrivare fino a Cordenons. Eravamo esattamente negli anni successivi e quindi negli anni 80 ed esattamente nel 1988 l'impianto di Malnisio fu chiuso. Mentre la produzione di energia idroelettrica venne spostata lungo l'asta del torrente Cellina, gli uffici e i reparti di manutenzione rimasero qui presso la centrale di Malnisio. L'Enel, che a livello nazionale aveva programmato dei siti museali a secondo le varie attività, qui a Malnisio programmò di realizzare un museo per l'energia idroelettrica e diede avvio a questo primo progetto, a questo primo programma. Accadde che successivamente, per vicende, possiamo chiamarle burocratiche, questo progetto venne a cessare e questo sito venne dato in gestione ad una società immobiliare. Nell'aprile del 2004, forti di un'esperienza quinquennale avuta con l'amministrazione comunale, un gruppo di ex dipendenti decise di costituirsi in un'associazione che venne chiamata Associazione Amici della Centrale di Malnisio, di cui io ne sono il coordinatore. Questo gruppo ha la volontà di supportare tutti coloro che intendono valorizzare questo sito che è un gioiello per quanto riguarda l'archeologia industriale.
Quando nel 1988 l'Enel annunciò la chiusura dell'attività produttiva nella centrale di Malnisio, l'allora amministrazione comunale, il sindaco Aldo Roman, da subito si attivò per capire quale poteva essere la destinazione d'uso di quello straordinario immobile. Devo dire che l'allora Enel ci seguì l'allora amministrazione comunale su queste idee. Era nelle loro intenzioni realizzare qui un museo di storia dell'energia. Faceva seguito ad un lavoro che già si faceva in centrale, visite guidate con l'impegno di chi all'interno della centrale lavorava. E quindi si attivò un processo che sostanzialmente ci avrebbe dovuto portare a condividere assieme all'Enel la realizzazione di questo museo. In realtà poi le cose non andarono così e avvenne qualcosa che io definisco un fatto molto grave, che è un po' lo spartiacque. L'Enel, in maniera unilaterale, senza informare nessuno, quantomeno questa amministrazione comunale, decise di mettere in vendita la centrale assieme a tutto il resto del patrimonio immobiliare non più legato alla produzione nel resto del paese. Noi lo scoprimmo per caso su internet e fortunatamente riuscimmo a bloccare quell'intenzione, quella volontà, telegrammi, prefetto e quant'altro, e riuscimmo quindi a impedire che almeno la centrale non venisse venduta. Da lì è partito poi tutto l'iter successivo per cercare di acquisire al patrimonio comunale la centrale. È il giugno del 2006 quando parte della centrale, recuperata e messa in sicurezza a fronte dei fondi europei che erano stati stanziati su quel progetto, in modo particolare il cuore della centrale, cioè la sala macchine e la sala comandi, viene riaperta al pubblico. L'amministrazione comunale, per gestire nella prima fase l'apertura e le visite naturalmente al pubblico, trova un accordo con l'immaginario scientifico di Trieste, il quale assicura nei fine settimana e durante visite prenotate richieste da gruppi l'apertura e la visita ai locali di questa centrale. Successivamente, nell'anno 2007, l'amministrazione comunale utilizza e trova alcune risorse per poter rendere agibile e usufruibili quelle stanze precedentemente adibite a uffici della centrale e li trasforma in sale laboratorio dove l'immaginario scientifico sviluppa le proprie attività, incrementando quindi nel Museo della Centrale la parte, diciamo, prettamente museale della memoria storica e dei reperti, con la parte più interattiva e quindi più moderna che un museo oggi naturalmente offre al proprio pubblico. In sintesi, quindi, nei primi 3 anni di esercizio, 2006-2009, quali sono stati gli obiettivi raggiunti dall'amministrazione? Il recupero parziale dello stabile, che dovrà quindi continuare con i prossimi progetti, l'inserimento di questo museo all'interno di una rete museale, diciamo, nazionale, regionale e nazionale, e come terzo elemento l'inizio di un turismo scolastico di grande pregio, ma anche naturalmente di grande interesse, considerato il numero delle persone che lo frequentano e anche le località da cui questi studenti arrivano. Quando nel 2006 si è presentata la possibilità di prendere in gestione l'ex centrale di Malnisio, diventata museo appunto nel 2006, oltre a sentirci lusingati dell'offerta,
e anche reputando decisamente incantevole il luogo che c'era offerto, ma ci siamo anche chiesti se questa operazione fosse congrua con la nostra identità, con le nostre capacità, quelle dell'immaginario scientifico, che è un museo interattivo, non tradizionale e quindi con altre caratteristiche. L'ex centrale di Malnisio si presentava difatti come un museo di tipo tradizionale, diciamo anche di antica scuola, di antica impostazione museologica, senza che questo nulla tolga al valore storico e culturale, però pone dei problemi all'impresa invece culturale. È per questo che abbiamo chiesto e ottenuto di inserire e di insediare all'interno della centrale anche un museo interattivo, proponendo attività didattiche, ludodidattiche, servizi diversificati per le scuole, facendo giocare il pubblico con la natura attraverso anche altre postazioni, le postazioni appunto interattive. Insomma, affiancare al museo tradizionale il Science Center immaginario scientifico. Devo dire che non abbiamo neanche dovuto insistere molto, perché l'amministrazione comunale di fronte alla nostra proposta si è dimostrata subito attenta e ha capito subito il punto della questione. L'operazione e l'idea è stata premiata negli anni. Questi primi 3 anni di attività ci hanno dato ragione, abbiamo avuto un interessante incremento di attività proprio sul lato Science Center, che anche tra l'altro ha permesso a molte scuole che vivevano come lontana la nostra principale sede, quella di Grignano, appunto a Trieste, di partecipare alle nostre attività. E nello stesso tempo migliaia di ragazzi hanno potuto scoprire appunto questo sito straordinario. A poche centinaia di metri dall'ex centrale idroelettrica di Malnisio e dal Science Center immaginario scientifico c'è quest'altro luogo che si chiama Immaginario Geografico, nel dettaglio sarebbe Geocenter Immaginario Geografico e ex Latteria di Malnisio, perché in effetti ci troviamo nell'ex Latteria di Malnisio, che appunto è stata trasformata in un centro visite con altre caratteristiche. In fianco agli oggetti tipici dell'ex latteria, e quindi il pubblico può rivedere quali erano gli oggetti, gli strumenti, la disposizione della vecchia latteria, abbiamo inserito queste grandi ortofoto a pavimento. Ogni stanza ha un'ortofoto diversa che inquadra un territorio diverso. Si parte dal Montereale Valcellina per arrivare a questa zona che è più ampia e che inquadra da Prata di Pordenone a Casassa della Delizia, a sud e a nord arrivare fino alla diga del Vajont e a Forno di Sopra, quindi inquadra, diciamo così, tutto il territorio del Cellina, e poi c'è una stanza che inquadra tutta la regione, quindi con 3 passi si va da Trieste a Udine, per intenderci. E naturalmente nei 2 luoghi proponiamo il nostro modo di avvicinarsi a questi temi, scienza, natura, ambiente. È quello del gioco, quello della scoperta e dell'esplorazione. Qui, oltre alle ortofoto, troviamo quiz, lavagne interattive per poter esplorare il mondo e navigarlo semplicemente toccando una lavagna interattiva. Ci sono le postazioni interattive dove uno può cercare dettagli, curiosità, informazioni, e appunto ci sono giochetti lenti per esplorare meglio il territorio. Insomma, credo che nell'insieme il polo che ruota attorno all'ex centrale di Malnisio proponga appunto una serie di contenuti interessanti che possono andare bene sia per i più piccini, che partono dal divertimento per arrivare alla conoscenza, sia per i più adulti che magari sono più orientati a acquisire e a coltivare la propria cultura in termini storici, che però hanno la possibilità di scoprire anche un modo diverso per diventare bambini.
prime centrali di produzione di energia elettrica furono realizzate alla fine dell'Ottocento. Tipicamente erano posizionate vicino nel centro delle grandi città ed erano alimentate a carbone. In Italia la prima centrale di questo tipo fu realizzata nel 1883 a Milano e fu la seconda nel mondo dopo quella del 1882, la ben nota centrale di New York. Negli anni immediatamente successivi cominciarono a essere realizzate in Italia delle centrali di tipo idroelettrico, vista la favorevole situazione orografica del nostro paese, cioè la disponibilità di grandi quantità d'acqua a quote elevate, tipicamente nella zona delle Alpi o degli Appennini. Infatti questa era l'unica fonte, diciamo, autoctona disponibile nel nostro paese, visto che i combustibili fossili non erano disponibili. Da quel momento si realizzarono centrali sempre più grandi e proprio questa centrale, che è quella di Malnisio, come noto, entrò in servizio nel 1905 e per quegli anni il progetto era un progetto di primato a livello europeo. Quando nel 1963 fu costituito l'Enel, il peso dell'energia prodotta da fonte idroelettrica era circa del 70% rispetto alla totalità dell'energia prodotta. Da quel momento ci fu, diciamo, una inversione di tendenza, nel senso che cominciarono a essere realizzate centrali sempre più grandi di tipo termoelettrico a scapito invece delle centrali idroelettriche. Le motivazioni di questo fatto sono molteplici, sia di natura tecnica sia di natura economica come pure sociopolitica. Nel 1963 il peso dell'energia prodotta da fonte idroelettrica era circa del 70%, e siamo arrivati ai giorni nostri in cui invece il peso di questa energia è più limitato, intorno al 15%. Si potrebbe concludere da questo che gli impianti idroelettrici oggi non sono importanti, ma invece non è così. Sono comunque importanti, o direi forse sono più importanti ancora rispetto a quello che erano pochi anni fa, per molteplici ragioni. Innanzitutto una ragione di tipo ambientale. Oggi si sa le fonti rinnovabili sono le fonti che devono essere in qualche modo privilegiate e l'idroelettrico è la fonte rinnovabile di maggior peso. Le altre fonti rinnovabili, specialmente in Italia, quindi l'eolico, il solare e il geotermico, hanno un contributo che potremmo definire marginale. Altri aspetti sono di natura tecnica, legati al fatto che gli impianti idroelettrici sono degli impianti molto veloci, molto rapidi nella regolazione. Questo consente di appunto regolare i carichi con grande rapidità con una turbina idraulica, in una centrale idroelettrica, cosa che è praticamente impossibile nelle grandi centrali termiche. Un altro vantaggio delle centrali idroelettriche è legata alla sua semplicità di funzionamento e quindi alla possibilità di realizzare un telecontrollo, quindi un comando a distanza della centrale stessa. Questi sono dei vantaggi sicuramente importanti. Oggi un altro vantaggio, forse ancora più importante, è il discorso dell'inquinamento, perché infatti una turbina idraulica non realizza nessun tipo di inquinamento né dell'acqua né dell'aria e quindi questo è un aspetto oggi importantissimo. L'acqua, chiamiamola pura, pulita, che entra come acqua di un fiume o di un lago, poi esce nelle stesse condizioni, senza essere assolutamente modificata, allo scarico della centrale stessa. Abbiamo visto che quindi l'importanza odierna delle centrali idroelettriche va ricordato, va segnalato che però le centrali idroelettriche moderne non si differenziano nella sostanza da quelle che erano state realizzate più di 100 anni fa a Malnisio come in altre sedi. Praticamente le turbine sono grosso modo le stesse, ci sono solo delle differenze ovvie di tipo tecnico-economico sulla realizzazione, quindi di materiali e di accessori. L'idea quindi pionieristica e brillante che hanno avuto i progettisti di questa centrale, l'ingegner Zennari per quanto riguarda le opere civili e l'ingegner Pitter che ha progettato e realizzato le opere elettromeccaniche, sono le idee che ancora oggi troverebbero piena validità.